Oggi nella rubrica di Veneto Grove, dialogando con, ospitiamo Cesare Tabacchi, liutaio di Pieve di Cadore. Ben ritrovati al nostro ospite e ai nostri ascoltatori. Carissimo Cesare, buona giornata. Grazie altrettanto. Innanzitutto, spiega ai nostri ascoltatori com'è nata la storia di liutaio dalla tua persona. Allora, sì, ti rispondo subito. Intanto io provengo da una famiglia di appassionati di musica, dove la musica è di casa, e ho sempre avuto una passione. Mio padre suonava a orecchio magari anche la chitarra, il clarinetto, mi ha fatto insegnare la fisarmonica. E così la musica è stata sempre presente nella mia vita, diciamo, fino agli anni 80, perché tutto succede in quel momento là. Quando, devo dire anche faccio una premessa, nel senso che io ho avuto un nonno falegname che era molto, molto bravo, e io andavo da ragazzo spesso nel suo laboratorio, e lui mi ha insegnato tantissime cose importanti. Devo dire inoltre che anche mio suocero, no, era falegname e anche intagliatore, e lui era un grande appassionato di legni, che quando lavorava magari qualche ritaglio gli dispiaceva bruciarlo, metterlo là, lei li ha messi da una parte. Un giorno lui mi ha fatti vedere e io ho apprezzato molto quel tipo di legno là. Mi dispiaceva vederlo là inutilizzato, no? E mi sono detto, perché non mi metto a fare qualche strumento con quel legno speciale là. E cosa ho fatto? Pensavo di iniziare così, ma è meglio che vado a sentire prima qualcuno che mi dia qualche indicazione importante per affrontare questa cosa. E sono andato a Cremona. A Cremona sono andato all'Istituto Internazionale di Liuteria e ho trovato anche un maestro che era direttore, Morassi, e lui mi ha accettato volentieri, mi ha invitato a parlare, mi ha dato molte indicazioni, e inoltre mi ha fornito anche dei quaderni dove di liuteria, dove ci sono tante notizie, le dimensioni degli strumenti che bisogna rispettare. È stato per me questa cosa, perché sennò lo strumento non si può fare a caso. In pratica ti ha insegnato i segreti del liutaio. Mi ha insegnato anche tante cose importanti. Cose che oggi non si tramandano più. Oggi è difficile tramandare queste notizie. È difficile, sì. È difficile, sì. Però oggi, volendo, si trova tutto anche in internet, se trovi tutte le indicazioni che vuoi, le trovi. Sì, allora, negli anni 80, quando ho cominciato io, era difficile trovare queste cose, bisognava proprio darsi da fare. Poi sono andato a Milano, ho trovato un altro liutaio importante che mi ha dato altre indicazioni. Poi quindi ho provato a fare, ho iniziato a fare delle chitarre, le chitarre ne ho fatte una dozzina, sempre rispettando le regole della liuteria classica, naturalmente. E è stato molto piacevole affrontare questa cosa qua, mi divertivo molto, e ho pensato anche di provare con i violini. È un bel passaggio però passare ai violini. Un bel passaggio passare dalla chitarra ai violini. Sì, perché la chitarra la suonavo, si trempellavo bene, insomma, ma il violino non lo conoscevo. Comunque io ho fatto qualche corso con un violinista che suonava
alla Fenice di Venezia, sì. e ho fatto un po' di corso anche per Giolino, anche per sentire e capire il suono, come accordarlo, come le problematiche, insomma, ecco. Sì. Ecco, tu parlavi del discorso del legno che è arrivato da tuo padre e da tuo nonno. Sì. Perché è così importante il legno? Perché è così importante il legno nella lavorazione, nella costruzione di uno strumento? Il legno è importantissimo perché il suono è importante, perché deve essere di risonanza, perché se è di risonanza la corrispondenza acustica è molto più veloce e si sente meglio rispetto a un legno normale. Il legno, per esempio, di abete rosso normale non ha la stessa corrispondenza acustica. Quindi, però il legno bisogna che sia anche stagionato bene, perché se il legno appena fresco, appena tagliato, non funziona. Non rende. Non funziona. Quindi, anche perché ci sono le cannucce del legno, sono piene di resine e di essenze. Le venature, dici, le venature. Sì, quindi bisogna farlo stagionare per almeno 10 anni. Se uno si taglia una pianta, stagionare almeno però tanti anni così, 10 anni. 10 anni ci vogliono, ecco, 10 anni su un posto venga realizzato, bisogna avere molta attenzione per queste cose. Qualche volta vai nelle falegnamerie, in certe falegnamerie, vedi delle tavole abbandonate, di pezzi di legno abbandonato, tu pensi sia abbandonato, invece è messo a stagionare, perché deve stagionare naturalmente, non con sistemi moderni. Perché se no la resina la va in tutti i modi. Invece se la stagionatura naturale, no? La resina sui canaletti resiniferi si attacca alla parete, sì, col tempo però, e lascia libero la canna d'organo della tavola armonica, diciamo, sì, le canne d'organo, sono quei canalini dove scorre la resina. Una volta che si è attaccata bene, rende un suono molto migliore, capito? Ecco, allora riparliamo ancora degli alberi di risonanza. Sì. Nella televisione, secondo la RAI, gli alberi di risonanza ci sono solo in Trentino, ma non è così. No. Ci sono anche da noi? Ci sono in tutti i nostri boschi gli alberi di risonanza, e si possono riconoscere facilmente anche. Cioè bisogna avere l'occhio adeguato. Sono rari, no, sì, cioè sono rari e non sono tanto, cioè è difficile trovarne uno buono per utilizzarlo, capito? Mentre sentiamo, penso nella valle di Fiemme, Panarigio, là ci sono delle foreste particolari dove le piogge sono regolari, il clima è particolare, non c'è vento. Ci sono delle zone proprio dove quel legname viene su molto folto, non è una pianta ogni tanto, ce ne sono tante di quelle, ecco, questa è la differenza. Però, come Val Bisdende in pratica, come in Val Bisdende. Anche in Val Bisdende, ma non è come anche in Val Bisdende, già in Val Bisdende è meglio. Però io ho fatto degli strumenti, per esempio il contrabbasso con qua alle spalle l'ho fatto con l'ideo di risonanza della Valdopin. Sì, per dire, no? Sì. Ho preso la Vasellari Aldo, che era la segheria. E quindi bisogna proprio dire che il legno di risonanza c'è dappertutto i boschi, si riscontra facilmente. Dammi quella stecca, non so se la vedi, no, quella solo che la leggo. Vedi, per esempio, se noi scortecciamo l'albero, non so se vedi, se potete vedere. Sì, no? Sì, si vede. Si vede, questo scortecciato, si vede la graffiatura,
non so se si nota, la Sì, sì, si graffiatura nota, si nota. ecco, Sì, questa sì, graffiatura ce l'ha solo il legno di risonanza, ho perché capito. l'altro, se no, è liscia la Sì, sì, sottocorteccia. sì. Allora, cioè, con questo tipo di legno si costruiscono vari strumenti, non solo violini, ma anche altri. Ecco. Ma Violone. qual è lo strumento che piace di più costruire a Cesare Tabacchi? Qual è lo strumento preferito? Io lo strumento preferito è, oddio, sarebbe il violino, però c'è da dire che il violino è anche uno strumento molto delicato da costruire e ha bisogno di molta attenzione. Io ce l'ho messa tutta per fare i violini. Sì, sì. Che è importante che siano anche belli, presentabili, però il loro ruolo è quello di suonare, bisogna farli suonare. E io ho fatto il possibile per fare questo, ma non, a un certo punto, alla fine degli anni '80, io qua ho deciso di non farne più, perché ho fatto 8 violini, 8 violini e un contrabbasso, dopo ho smesso, perché non trovavo riscontro di strumentisti di Che poter valorizzassero, che lo trattare. valorizzassero. Bisogna consultarsi, perché le corde, le strumento, tutte le corde, no, devono essere in sintonia con una suona, non può suonare di più, di meno dell'altra. Bisogna trovare l'equilibrio e non è tanto facile arrivare È a. per quello allora che Stradivarius ha fatto gli strumenti e quelli si conoscono sempre, per questa Certo. caratteristica. Sì, beh, lui aveva naturalmente aveva una qualità superiore degli altri, perché avevano vecchio anche tante volte battendo così le tavole. Sì, Quando deve sì, montare la tavola armonica, sì, lui sapeva quando doveva smettere di togliere il legno, capito? sì, certo. E questo è lì, ma Poi è la sensibilità di ogni costruttore questo, no? Questa è la naturalmente sensibilità di si ogni deve costruttore. sentire battere le chiavi. Ecco, un liutaio, per fare il liutaio deve avere Sì. un buon orecchio musicale, E, deve e- avere una mano fine e una grande passione per e tanta pazienza. e tanta pazienza. Tanta pazienza. Cesare Tabacchi è stato anche premiato dalle scuole di musica per la sua Sì, attività, ma non ha presentato solamente un violino o una chitarra, ha presentato tutta una serie di strumenti che veramente è un assortimento, è come fosse una fabbrica di strumenti la sua. no, beh, guarda, io potevo farne molte di più, ho fatto anche molte restauri anche che mi hanno portato, è stato anche utile perché ho avuto degli strumenti importanti e ho potuto anche copiare qualcosa, si impara sempre qualcosa guardando, no? Sì, Riparando. È stato inutile, quindi, però, ripeto, a un certo punto, non solo perché non trovavo riscontri in zona, perché per tante altre cose ho smesso, insomma, perché se no mi riempivo la casa di strumenti, io poi non li ho fatti per commerciare, li facevo per hobby, capito? per divertimento proprio. Facevo Sì, compatibilmente col tempo libero fra lavoro e famiglia. L'albero per la musica è tutto, perché da tutti gli strumenti, degli strumenti ad arco, tanto sono fatti con tavola armonica di abete, di sì, abete. sì. La tavola armonica è sempre di abete. E anche per il pianoforte, tutte le tavole armoniche dei pianoforti sono di abete. Beh, là ce ne vuole il materiale, per quello Sì, fare il tantissimo, violino, sì. guarda, se trovi una pianta buona ne puoi fare centinaia, perché quando lo tagli di testa, dopo si taglia a spicchi e fammi vedere, no, Sì, fammi sì. vedere perché lì sta che lì, faccio vedere. Questo è un pezzo di legno speciale di abete, Sì. e non si contano neanche le vene, perché neanche bisogna avere la mente per contare gli Per anni. Ci sono sempre contare. gli anni Sì. qua.
Sì, 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 che sì, l'ha certo. tagliata a metà e l'ha poi attaccato. Sì. E questo è il legno di abete, a cavola armonica. E dammi quell'altro. No, no, no. Ecco qua, questo qua, questo qua. Ecco, vedi, beh, vanno filati a spicchi così, Sì, sulla testa, sì, e dopo vanno messi così, vedi che si vede anche le sì, corna, sì, 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 sì. incollati là con delle colle particolari che sono le colle delle fatti con le ossa degli animali, diciamo, diciamo alla gelatina, dai, alla gelatina. Quasi, quasi la Cosa vecchia colla caravella, la vecchia colla caravella. Chiamiamolo caravella. L'importante è non usare le colle viniliche perché non si staccano più. Non si sta, Anche sì, perché se domani lo strumento non funziona bene, si può addirittura staccare la tavola armonica e ritoccarla. E perché che tante volte era importante avere il riferimento degli strumentisti a disposizione. Negli sì, anni sì, 80 sì, non si trova quasi nessuno che suonava sì, sì. il violino. Ascolti, ascolti adesso. Lei sta cercando dei successori come professione, No, no, io no? Ma no, no, vedo che gira con i ragazzi per insegnare ai ragazzi anche il mestiere, insieme a Corina Canziano. Sta Corina facendo, Cristiani, sì, sì, ho fatto degli interventi con lei interessanti, con i ragazzi, e ho spiegato più o meno le stesse cose che sto dicendo adesso, non è che cambia qualcosa. allora adesso noi salutiamo Cesare, lo ringraziamo per quanto ci ha raccontato della sua storia e della sua arte e noi speriamo che fra quelli che ci hanno ascoltato ci sia qualcuno che prenda in mano gli strumenti, gli attrezzi per seguire la sua strada. Grazie Cesare e buona giornata. Come ti dicevo, ho qui Sì, un giovane violinista, sì. giovane di Fammelo vedere, di che sto presente. Sebastiano. Ecco, Lui, sì, lui ha suonato i miei strumenti in diversi concerti e voleva farvi ascoltare qualcosa. Cesare, allora tu lascia che il violinista, come ti chiami? Sebastiano Menardi. Sebastiano Ah, sei Sebastiano Menardi, allora ti conosco già. Allora noi lasciamo Cesare da parte e tu chiudi l'intervista con un pezzo tuo, va bene?